Daniela Sollazzo, presidente Lions Club Chiaramonte, inizia un nuovo anno sociale con quali obiettivi e seguendo quali linee? Bene, sì, oggi effettivamente si è svolta la cerimonia di apertura del nuovo anno sociale 23-24 e mi onoro di rappresentare il Lions Club Agrigento Chiaramonte e stasera è stata l'occasione per presentare quello che sarà il nostro programma di quest'anno sociale, ricco di service, di iniziative e soprattutto volto completamente al servizio e alla tutela dei più bisognosi. Insomma, noi siamo sempre presenti, dove c'è un bisogno c'è un Lions. Proprio oggi dicevamo che ci siamo mossi tempestivamente per l'emergenza umanitaria che c'è stata a Lampedusa. Questo è soltanto per fare un esempio di come noi possiamo essere attivi e presenti nel territorio. Quindi mi auguro veramente che anche quest'anno comunque sia un anno ricco di iniziative e di service, diciamo, per soddisfare i bisogni, ecco, di quella che è la nostra comunità, il nostro territorio. Una famiglia che è cresciuta con due nuove socie? Una famiglia che è cresciuta con due nuove socie. Oggi entrano a far parte del Lions Club Agrigento Chiaramonte la dottoressa Antonella Gallo Carrobba e l'avvocato Maria Concetta Principato. Che sicuramente daranno il loro massimo impegno per perseguire quelli che sono gli scopi dell'aionismo.